Non ci innamoriamo dei curriculum, anzi, questo è quanto ha detto il leader dell'Italia dei Valori, lo ha detto nel pomeriggio. Antonio Di Pietro, buonasera, collegato con noi. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, spiega ai nostri ascoltatori che significa quell'anzi. I curriculum finalmente dicono che questa volta abbiamo un governo di persone competenti, capaci, professionalmente attrezzate e non più un governo di nani e ballerine. Ma proprio perché hanno quel curriculum dobbiamo verificare in concreto cosa vogliono fare e come vogliono fare, perché non v'è dubbio che nella compagine di governo manca totalmente qualsiasi rappresentante delle parti deboli della società. Sono tutti signori professionisti qualificati, competenti, stimati, che hanno rappresentato finora il sistema delle banche, il sistema delle professioni, il sistema della finanza. Ecco, non vogliamo che ci sia un governo in conflitto di interessi, dipende da loro, dalla loro professionalità. Quindi noi daremo la fiducia, perché un corpo senza testa non può vivere, perché un paese senza governo non può stare, perché questo governo è composto da persone competenti e capaci che, se vogliono, sanno fare il loro dovere. Poi li vogliamo verificare dal giorno dopo, provvedimento per provvedimento, legge per legge, perché appunto vogliamo vedere da che parte stanno. Quindi voi non state nella maggioranza in questo momento, Presidente? Ci aiuti a capire, cioè non fate come la Lega, che fate? State all'opposizione oppure di volta in volta voterete il provvedimento in base a quello che viene sottoposto? Noi votiamo il governo Monti, sia chiaro, e lo votiamo perché questo è il governo del Presidente, non di una maggioranza o di un'opposizione. Il Presidente della Repubblica ha nominato un governo fatto da soli tecnici, da tutti i tecnici, al di fuori di coalizioni elettorali scelte dagli elettori, su cui dobbiamo innanzitutto esprimere una fiducia. Sono persone che hanno un segno di discontinuità rispetto alle politiche del recente passato? Sì. Sono persone competenti e capaci? Sì. Che cosa faranno in concreto nei loro provvedimenti? Non lo sappiamo, quindi votiamo la fiducia che questo provvedimento nasca, ma ci vogliamo comportare come San Tommaso, provvedimento per provvedimento, e in questo senso non può esistere una maggioranza parlamentare. Se qualcuno se lo crea una maggioranza parlamentare, noi non ne facciamo parte, perché non esiste una maggioranza parlamentare, tant'è vero che PD e PDL pure restano l'uno nei confronti dell'altro, non è che si mettono insieme e si presenteranno alle elezioni insieme. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, marcherà questa sua indipendenza da maggioranze parlamentari attraverso la non partecipazione ai cosiddetti sottosegretari, perché lei mi insegna che tra i ministri e il Parlamento c'è una schiera di una quarantina di sottosegretari, probabilmente nominati, indicati, proposti dai vari partiti. Noi non ne indichiamo, non ne proponiamo, non vogliamo nessuno dell'Italia dei Valori. Anche qua, chiarissimo, Presidente, staremo a vedere anche quanti saranno, perché per ora i ministri sono 16, col governo Berlusconi erano 23, quindi insomma un po' di più. Ha commentato, andiamo avanti con i commenti, una bella squadra alla quale auguro buon lavoro. Queste Di Pietro sono le parole del cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano, su appunto il nuovo governo. Il compito è difficile, ha detto, penso che la squadra sia attrezzata per affrontarlo. Nel nuovo esecutivo, rispondendo così a una domanda sulla presenza dei rettori, le università sono state trattate molto bene, quindi vuol dire che il nuovo Presidente apprezza il lavoro che hanno svolto gli Atenei. Queste sono le parole di Bertone. Sulla bella squadra non la pensa così la Lega, onorevole, lo sappiamo bene. Che effetto l'ha fatto quando i giornali hanno accomunato voi dell'Italia dei Valori alla Lega quanto a populismo, e la prima reazione, no, il no secco a Monti? Che ha pensato? Vede, quando noi abbiamo detto no e avremmo detto no, se questo governo fosse stato un governo politico del ribaltone o dell'inciucio, quando abbiamo detto no si parlava che rimaneva il Ministro della Difesa, che rimaneva il Ministro degli Esteri, che rimaneva il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, insomma era un governo Berlusconi senza Berlusconi. Non possiamo noi non volere, e abbiamo chiesto fortemente al Capo dello Stato, e siamo contenti che anche noi siamo stati ascoltati, un governo tecnico di totale discontinuità e soprattutto di totale professionalità, non nani e ballerine. Quando poi a quel che ha detto il cardinale Bertone, che io rispetto e ho deferenza, io vorrei che questo governo si occupasse ora non tanto dei porporati
quanto dei fedeli che vanno in chiesa a pregare perché non hanno un tozzo di pane. Ecco, se faranno quel che vorremmo capire, questa maggiore equità, questa maggiore giustizia sociale, riusciranno a portarla avanti? Ecco, non lo sappiamo, manca una figura tipica che rappresenta quest'area, ci auguriamo che loro possano farlo, ma lo vogliamo prima vedere. Beh, già domani insomma qualcosa sapremo sicuramente di più. Un'ultima domanda gliela vorrei fare, perché lei è stato fra le altre cose non soltanto magistrato, insomma poi mi dice anche se le piace il nuovo Guardasigilli, è la prima volta che accade in Italia, no? Dall'Unità d'Italia, negli ultimi 150 anni è una donna. Mi dica sì o no, perché poi c'è l'altra domanda. Guardi, io sono dell'idea che essere uomini e essere donna non c'è differenza, bisogna essere competenti. Sicuramente l'interessata è competente, speriamo che faccia gli interessi di tutte le parti che riguardano e che si rivolgano alla giustizia, evidentemente non solo degli avvocati, ma lei sicuramente è competente, ma come tutti gli altri ministri, proprio perché sono competenti, hanno più grave responsabilità se non fanno il loro dovere. E come fa Passera a fare il suo dovere alle infrastrutture, settore che lei conosce bene, è stato ministro dei lavori pubblici, in un momento in cui non ci sono i soldi, sviluppo economico, infrastrutture, trasporti, insomma, questione molto delicata, eh? È questione delicata, è questione di cui sicuramente le professionalità di queste persone, a cominciare da Monti, ci sono, e mi auguro e ribadisco che non ci siano conflitti di interessi. Passera, che conosco e che anche lui rispetto perché è una persona molto qualificata, ha una storia professionale che evidentemente deve mettere dietro le spalle e che qualsiasi persona deve evitare che ci sia un conflitto di interesse anche in questa sua funzione. Io mi auguro che non lo faccia né lui né tutti gli altri ministri. Torno a ripetere, questo è un governo dell'emergenza nata per volontà del Presidente, che noi rispettiamo, sì, che si deve occupare soltanto delle manovre economiche di emergenza, ma bisogna una emergenza anche la democrazia, e bisogna ridare al più presto, passata l'emergenza, con una nuova legge elettorale, la parola ai cittadini, perché altrimenti la democrazia finisce per essere messa sotto i piedi. E lei insomma lo ha ricordato citando anche oggi le firme, no? 1.200.000 firme di persone che hanno chiesto un cambiamento. Di Pietro, grazie, buona serata. Grazie onorevole. a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.